Sono partito. Giuseppe Romano, Presidente Consorzio Piave, per lei è una conferma nel suo incarico di Presidenza di questo Consorzio. Qual è l'impegno che si sente di poter sostenere nei prossimi anni anche rispetto a quello che è stato fatto nel precedente mandato? Guardi, allora al di là della continuazione, perché credo sia doveroso un Presidente riconfermato, quindi deve continuare delle opere che sta portando avanti, quindi noi continuiamo a diversificare i nostri investimenti nel territorio attraverso la realizzazione di nuove centrali idroelettriche per poter garantirci quell'autonomia finanziaria necessaria per dare risposte al territorio, primo. Secondo, perché è importante, perché ci consente di aiutare a non incrementare il costo per i nostri contribuenti. Quindi continuare l'obiettivo per noi principale è quello di razionalizzare una struttura. Abbiamo già dato incarico all'ingegnere, al direttore generale di vedere se si può migliorare ulteriormente la struttura, sempre nell'interesse e nell'ottica di avere un risparmio e questo poi risparmio travasarlo ai nostri contribuenti. Però poi abbiamo un grande progetto, un bellissimo progetto che è però di mandato, perché è ovvio. E il progetto è questo, è di cofinanziare gli interventi, cioè i piani delle acque comunali. Attraverso una stipula di un accordo, di una convenzione con i comuni, noi vorremmo cofinanziare al 50% i piani delle acque dei comuni, perché credo siano, come ho riferito anche in altre sedi, uno strumento importantissimo di conoscenza, e la conoscenza significa prevenzione, prevenzione significa risparmio, per cui una perfetta conoscenza del territorio deve essere fatta e quindi i piani delle acque sono strumenti importantissimi, quindi vogliamo incentivare tutti i comuni a redigere il piano delle acque. L'unico incentivo che noi troviamo è quello di concorrere alle spese di incarico, quindi alle spese per la progettazione del piano delle acque.